in questa era senza etica, qual è il consiglio che dai ai giovani d'oggi? Questa non la capisco. Allora Sandro, Il microfono. Today, live from Noto, Sicily. Saludo siciliano. Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, ma manca sai correre in manetta. L'occhio del miriacello sembra mangiare, qua lato terra volo sanno suocare. Gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pretempo fatto casa e casone. Sicilia bella, prendete fuoco io ne sono marella. Sicilia bella. cioè, vi porto questo esempio per dire che secondo me bisogna essere rispettosi dei contesti dove noi viviamo, al di là di quello che crediamo o di quello che pensiamo. Sì, Ma questa però è educazione. questo vedete è una questione di educazione e culturale. Io credo che sia una questione culturale. Vi faccio un esempio. Se secondo voi Sgarbi è un uomo di cultura, cioè se Sgarbi è un uomo di cultura, io metto Ma Campanile della essendo cattedrale. maleducato. prete della cattedrale, hai avuto modo di conoscerlo? Di persona? Perché lui L'ho conosciuto, per esempio l'ultima volta che è venuto a Noto c'era la presentazione di 2 anni fa. 2 anni sbaglio, ha fa, donato io dei soldi per la non ci sono cattedrale. andato. Vabbè. Allora, io ho una fatto delle persona scelte nella mia discutibile. vita. Se c'è gente, anche se è gente che rappresenta le istituzioni, o sia di un certo livello, ma sono persone, diciamo, che a me non piace perché vivono, fanno, dicono determinate cose, io non voglio avere a che fare. Cioè, vi faccio un esempio. Immaginate che avviene Salvini, vi faccio un esempio, così in maniera molto... È capitato, tempo fa è capitato. Sì, io non ero a Noto, per fortuna. Fortunatamente. Fortunatamente. Dico io, ad una persona che inneggia a certe cose, All'odio magari. all'odio, come anche per esempio anche la Meloni stessa, o queste persone che parlano con un certo linguaggio di questo tipo, pur professandosi cattolici, cioè, io non ho tempo da perdere con questa gente. Però mettere in discussione la cultura di Sgarbi, cioè quello è un fattore esclusivamente educativo secondo me. Sgarbi è una persona dalla grandissima cultura. Sì, ma è maleducato in alcune maleducatissimo, occasioni. non ha modi, nel modo In ambito Cioè, artistico ma, però è molto intelligente. guarda, Sgarbi. io ti dico una cosa, Cioè, la mia famiglia l'ha conosciuto, Sgarbi l'hanno anche accompagnato a fare, tipo, mio padre era speleologo e l'hanno Sì. portato dentro una grotta. è perché non lo sapevano da. Quindi la colpa è la famiglia tua. Allora, la storia no, vabbè, va, stiamo scherzando. Cioè, Goliardia. però voglio dire una cosa, io credo che a me la persona, cioè le persone possono essere intelligenti, possono essere erudite, preparate, ma poi è lo stile e le scelte di vita che devono parlare. Vi faccio un esempio. Quando studiavo a Roma, io conoscevo un prete, che come faceva la missa questo prete e come lui, diciamo, si atteggiava, cioè era un numero uno. Questo qui poi praticamente lo hanno arrestato per pedofilia. No. Vi sto parlando di 25 anni fa, penso, sì, più o meno 25 anni fa. Cioè io vi dico una cosa, ma che me ne faccio che lui era intelligente, con tutti i titoli accademici, professore, eccetera, però poi era così. A me non mi... Cioè, forse nella mia vita ho capito man mano che le persone, la persona intelligente chi è
è la persona autentica, la persona che vive, che fa una scelta bella di vita. Non è Dove forma non e è, contenuto non è quello si- dove forma e contenuto si uniscono, dove lo stile della vita parla e non è la persona erudita o la persona che sa tante cose. No, certo. Cioè, a che serve? Quindi secondo me è fondamentale avere anche, cioè, che le persone devono essere, è fondamentale ragazzi il rispetto, perché oggi la difficoltà sta proprio nel rispetto della diversità, Senza dubbio. di tutte le diversità. Mancando questo rispetto, perché manca il rispetto? Perché le persone vengono considerate per le loro funzioni e non per la dignità. Anche per gli stereotipi. Capite? Cioè, partiamo da un presupposto che tutti abbiamo la stessa dignità. C'è la stessa dignità che c'aveva il Papa, la Dio con sogno parrino. La stessa dignità che c'aveva il Presidente della Repubblica, la persona, un campagnolo. Cioè, abbiamo tutti la stessa dignità come persone. Per un credente, secondo la logica della fede, abbiamo tutti la stessa dignità. Però cosa facciamo? La società oggi non si basa sulla dignità, perché la dignità ti impone in maniera naturale il rispetto per tutti. La funzione invece ti impone il rispetto in base a quello che tu fai. E quindi significa che la dignità non è uguale per tutti. E questa è una cosa fondamentale, questa è la tragedia che oggi diciamo, sta penalizzando oggi e c'è bisogno poi di fare le leggi per difendere tante fasce, tante categorie di persone nel mondo, come la legge Zan Parlamento. Sì. Per quale motivo? Perché non esiste il concetto della dignità della persona. Cioè la dignità oggi è un concetto soggettivo, ma la dignità è una questione fondamentale dell'essere umano. Oggi, e quindi cosa significa? Che le persone non vengono rispettate per la dignità. Dignità significa che tu sei un essere umano, punto, ti devo rispettare così come sei, al di là di tutte le tue scelte che fai nella tua vita. E invece cosa succede? La società ti impone che rispettano in base alla funzione, ricco povero, se sei una persona in forma o non sei in forma. Quindi si sono create tutte queste differenziazioni che stanno distruggendo tutto. Ad esempio l'anno scorso, periodo di Covid, primo periodo di Covid, eravamo verso aprile, maggio, e ho letto una notizia di un signore americano, quasi nullatenente, che si ammalò gravemente, aveva una polmonite fortissima, aveva bisogno di ossigeno, lì le cure devono essere pagate a proprie spese. E la sua assicurazione non copriva tutto, quindi ha dovuto vendere l'unica casa che aveva, si è curato ma è rimasto senza niente. Ecco, e Berlusconi invece, sempre nello stesso periodo, non so quante cure, quanti accertamenti. Io penso che la vita sia come un gioco, esistono i giochi pay to win, no? Tu paghi, compri soldi che possono aggiornarti la cosa per farti andare avanti, per vincere sull'altro. No, la vita funziona più o meno così. Anche davanti alla morte effettivamente non siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali. Anche se la morte è sicura, la modalità della morte per molti dipende anche dalle condizioni economiche. Sì. Per esempio nell'affrontare una malattia. Vi dico una cosa che mi ha sempre impressionato. Sono stato tante volte in Africa. E quando sarebbe bello andare in Africa anche per voi. Credo che sia, io ho portato tanti ragazzi in Africa con me nei viaggi che ho fatto, proprio per permettere ai ragazzi di toccare con mano tante cose della vita fondamentali, dove tu capisci che le cose materiali non valgono nulla. E lì c'è tanta gente che non ha niente ma è felice. Una cosa che invidio di voi Che è preti felice. è il fatto di fare tante missioni in Africa, tante cose umanitarie. Questa Guarda, cosa... Mattia, la prossima volta ti abbarcamo magari. Io penso che ti cambi- documentiamo tutto il Ma io viaggio. sono disponibile, anzi, pure nei posti Appunto. più pericolosi sono uno. Io sono... No, noi andiamo nel Congo, che in questo momento è una delle zone più pericolose. Ci sono stato diverse volte, esperienze meravigliose. Vi dico questo perché
Il mondo soffre di questa disuguaglianza, della ricchezza e della povertà. Il problema non è essere ricchi, il problema è nella capacità di condividere. Perché io dico una cosa, è una buona cosa se ci sono persone ricche, ma se queste persone ricche condividono la loro ricchezza con gli altri, è una cosa importante. Il problema è quando si è ricchi e non si pensa agli altri. Questa storia del signore americano che ho ascoltato, cioè conosco bene questa storia perché l'ho letta e ho visto quello che è successo, è quello che accade tante volte qui a tanta gente. Si fa difficoltà ad aiutare tante persone perché facciamo difficoltà perché noi puntiamo tutto sull'avere e anche sull'accumulare, ma non serve a niente in questa vita accumulare. È un vizio di noi. Non serve, ma vi assicuro una cosa, Gesù dice una cosa molto bella, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È bello condividere le proprie cose con gli altri, ma questa è una scelta di vita, perché tu puoi essere anche chi ha fatto la scelta del Signore nella Chiesa, può avere tanto, ci sono anche persone che hanno tanto nella Chiesa ma che non lo condividono. È una scelta di vita fondamentale, cioè è una questione, è una scelta personale di vita, perché comunque la condivisione, cioè capire che la nostra vita non dipende dalle cose materiali, è quello che tu hai, condividilo. Se uno sta bene, che possa condividere con gli altri quello che ha, anche perché quando morirai, per fortuna ragazzi che c'è la morte, credo che le due cose fondamentali che ci sono nell'esistenza umana, io dico le due cose più importanti che Dio ha fatto sono la libertà e la morte. Sì, assolutamente. La libertà perché ti permette di vivere e la morte perché pone, diciamo, è la forma più alta di giustizia per l'umanità. La morte dà un senso alla vita. Dà un senso alla vita. Vi immaginate, e infatti diceva il grande filosofo Heidegger, che scrisse Essere e Tempo, diceva che l'uomo intelligente è colui che legge la propria vita a partire dalla sua morte. Se noi vogliamo vivere bene, dobbiamo pensare ognuno alla propria morte, perché quando uno pensa alla propria morte inizia a dare un senso alla vita e una coerenza che non ti fa sentire Superman. Io non vi nascondo che i momenti più importanti della mia vita, le scelte più importanti e i pensieri più belli che ho fatto, li ho fatti sempre passeggiando al cimitero. Lì veramente io è dove diciamo, è il luogo, diciamo, dove ho il cimitero oppure al mare con la canoa in giro a nuotare anche d'inverno. Al cimitero, però, mi ha lasciato. Ragazzi, è un poscolo dei giorni nostri. No, al cimitero, perché stando al cimitero tu non trasbordi nella tua vita, lì diventi realista, in cui tu puoi capire quanto vali e non ti sopravvaluti, perché il problema nostro è quando ci sopravvalutiamo. Vero. Perché appena tu ti sopravvaluti diventi come, poi si può diventare, Hitler si è sopravvalutato perché pensava che non sarebbe mai morto e che la sua vita lui pensava che prima della sua morte si arrivava a un punto che alcuni potevano vivere per sempre. E poi si è suicidato. E poi si è suicidato. Quindi è fondamentale che noi dobbiamo dare un senso bello alla nostra vita e lo dobbiamo dare in maniera reale. Il senso bello lo diamo quando condividiamo con gli altri, ma non solo le cose materiali, anche il nostro tempo. Condividiamo anche le nostre capacità con gli altri. È fondamentale questo. Questo dà senso alla nostra vita. Io vorrei adesso che intervenisse Nicola su questo fatto di dare e ricevere, che mi ricordo che tu mi hai parlato della donazione del sangue e ti avevi assediato perché ricevuto. In italiano perché abbiamo persone che ci seguono da fuori. E, insomma, non ti andava più cioè, hai ripensato a quello che stai facendo e dicendo ma questo sangue poi a chi va cioè io non so chi è questa persona, io sto incentivando, cioè sto portando in vita, magari sto facendo continuare a vivere è una persona che avrà le sue più strane manie di magari un criminale. Sì. Allora, intanto voglio fare una precisazione. Falla.
forza. Ora non è che io sono il super cattivo qua, sono quello che bestemmia, sono quello È che... anche Non omofobo, è anche omofobo. che non lo so, perché, quello radicale perché ci lui. vuole... Sanguisuga. No, perché adesso voglio far capire una cosa a chi ci guarda. Ma c'è da Sandro casa. all'entrata? C'è Sandro? Allora, io parlo seriamente quello che Un paio di domande Sì, a è Sandro lui. glieli dobbiamo fare per ora, per concludere, Sì, anche Sandro. l'introduzione. Sì, Sandro. No, Comunque. per, Sì. per forza. Riprendiamo. Sì, visualizzazione. Allora, ho detto, ora io non è che voglio prendere le vesti del cattivo, le vesti delle... Perché Lo comunque sei. voglio sei. che attenzionate una cosa, anche chi ci ascolta. Per dire certe cose, anche quelle che ho detto io, ci vuole un certo coraggio. Cioè, per dire a Don dirle in Maurizio dentro una chiesa, Sì. a dire no, secondo me la bestemmia in realtà non è questo. Boh, secondo me ci vuole un attimo di coraggio e anche un attimo di coscienza e di identità. O no? Perché qua Assolutamente. sarebbe facile dire no, sai, la bestemmia è vero, da condannare, e poi io esco fuori, perché è credibilità la mia. È giusto. E comunque, Assolutamente. ritornando al discorso di Mattia, era un periodo buio, era un periodo pieno di cinismo ed era era iniziata la pandemia ed era maggio, insomma era un periodo un Ah, po' quindi ti stai abbastanza- giustificando? No, non mi sto giustificando, sto solo contestualizzando la mia... Ti stai giustificando. Sto contestualizzando la mia risposta. La mia risposta era questa. Allora, io sono andato a donare il sangue e fuori c'è San Corrado che brucia. C'è un paese che va a rotoli completamente, poi Tuttora sta andando a rotoli. Vabbè, sì, però comunque continua, quel momento continua. era l'inizio di una pandemia, Mhm. non sapevi quando finiva, la gente un po' se ne fregava, andava ovunque e io Eri un po' all'apice del tuo qualunquismo. ero no, in realtà no. In Sto realtà scherzando. no. Ora qua sembra che mi stanno vedendo fisso. No, comunque c'erano delle motivazioni e risorgo dalle mie ceneri perché quest'anno è l'anno del buonista. Anzi no, buonista è bruttissimo. Buonissimo. Della mia politicamente- rinascita buona. Buona. Buona e basta. Quindi in realtà andrò a donare il sangue, quindi criminale o comunque persona negativa che andrei a prendere il mio sangue, potrai averlo tranquillo che se stai morendo A lo posto. avrai fra poco. Ma poi alla fine tu stai donando il sangue Sì, ad sì. un'altra persona, quindi Alla l'atto fine tuo è sto facendo un giusto. atto buono. Anzi, è giusto che ci sia l'anonimato. Poi le volevo fare anche Certo, una è domanda. giusto. No, è giusto. Ma non è lì il discorso. Lì Il sta il discorso era brio. più una cosa mia di dire, dai che il sangue se lo deve prendere un cretino che magari incendia San Corrado e sto cretino poteva pure morire. Questo. sì, tu non anche- sai. Allora, ti rispondo con una cosa, perché tante volte ci chiediamo: è giusto fare il bene oppure noi non sappiamo se poi quella persona che aiutiamo, non sappiamo chi è, eccetera. Allora, quando uno sceglie di fare un dono o fa una scelta tipo di donare il sangue, la fa e basta. Ciò che conta, allora il fatto a chi va è secondario. Ciò che ti permette di vivere la tua vita bene e di fare delle scelte belle è il fatto che tu scegli di donare il sangue. Tu non sai a che va a finire. Allora, Però È qui si fondamentale finisce- questo gesto. Si finisce in un dilemma. Salveresti Hitler bambino? Un prete Ecco. come lei l'ha salvato. Hitler stava annegando in un lago ed è stato tirato fuori a 6 anni da un prete, da un vabbè, si parroco. stava pure suicidando. Che l'ha tipo, salvato, a sì, 20 eh. anni. Cioè, Vabbè, qui si rientra in quel comunque- dilemma. E vabbè, Comunque- ma questo ragazzi, se io mentre sono con la canoa in Ma giro certo, ma ci e trovo mancherebbe. un ragazzino di 6 anni che sta negando e dico Innocentissimo, aspetta, innocentissimo. aspetta, Usito, tu un che giorno ideale. cosa vuoi fare da grande? E invece che ci faccio la seconda bambino domanda, tirano. No, l'ho ma non già era quello che voluto. volevo dire, assolutamente. Cioè, io vi dico una cosa, nel dubbio, vi dico questo qua, Madre Teresa di Calcutta diceva, nel dubbio è sempre meglio fare il bene. No, ma infatti No, assolutamente. a Penso che prescindere. tutti lo salverebbero Hitler da stavo bambino. dicendo proprio ci questo. mancherebbe. Ma certo, perché pure non io si avessi sa fatto. A meno che non è invece il dittatore della Corea del Nord che lo riconosci dai capelli già da bambino. No, E dopo allora la già sta sai che non fornare, fa- si dice a Cuba. No, comunque
Ovviamente questo tagliato. sei un cretino. Allora, comunque, Associati. ovviamente la positività e il bene è la via da scegliere, senza dubbio, però comunque sono umano, ogni tanto mi incattivisco e è lecito, noi. è lecito. Questo accade a tutti, che ogni tanto uno dice magari peccato bene che ti abbia fatto, oppure ma come ha fatto fare. Queste cose, Sì. ogni tanto questo pensiero lo faccio anche io, quando per esempio mi rendo conto di aver fatto del bene a delle persone che non lo meritano o che mi hanno ripagato invece col male. Mhm. Questo magari a quest'età voi queste cose e esperienze le avete avuto tanto quanto, ma nella vita vi capiterà di ricevere del male dalle persone a cui voi avete fatto tanto bene. E questa esperienza che si fa nella vita non deve mai permettere a noi di cambiarci. Non dobbiamo permettere che il male ricevuto debba cambiare le scelte di bene della nostra vita e che ci possa incattivire, perché tanta gente sappiate che è cattiva non perché è nata cattiva, perché nessuno nasce cattivo. E questo è un mio Perché grande pensiero. se tu allevi il leone, avete visto voi i video di quelli che sono abbracciati con il leone? sì. Se tu allevi il leone si comporta da te come si comporta allo stesso modo il gatto a casa. E noi tante volte non abbiamo responsabilità di tutto questo qua. Tante volte sono, come dicevamo prima, sono gli incontri, perché se tu nasci in una famiglia mafiosa con certi valori e pensi che sia una cosa normale fare determinate cose, che tu non hai nemmeno la colpa che cresci in quel determinato modo. Per cui noi non dobbiamo mai permettere che il male o chi ci fa del male debba trasformare e imbestialire la nostra vita, noi che capiamo che cos'è il bene. Poi dietro ogni persona cattiva che commette cattiverie c'è sempre un grande trauma da bambino. Certo, E certo. soprattutto io noto questo, non so, quando c'è qualcuno che fa sport e non si dopa, quando c'è qualcuno che fa qualcosa di sbagliato, e quello dipende tante volte da un allenatore sbagliato, da un maestro di vita sbagliato. Io sono convinto proprio, ho quest'idea che nessuno è cattivo, nessuno nasce cattivo. Io per esempio quando mi capita che a nuoto va di moda, soprattutto i camminanti, le persone, alcuni ragazzi delle case popolari, rompere le scatole in strada così senza motivo. Prima andava di moda, ora anzi molto meno. Io mi chiedo, ma perché lo fanno? Di che cosa hanno bisogno? Spavalderia anche quella. di come spavalderia. Cavallerie, ma questo perché sono abituati così, hanno cresciuto da così. Allora, Perché sono cresciuti così? quando se una persona non conosce l'amore, come fa ad amare? Sì. Cioè, si vive anche in certi contesti familiari dove non c'è l'amore. Quando manca l'amore, tu come fai ad amare? Se a te non ti hanno mai, nessuno ti ha insegnato che non bisogna rubare, per te rubare è una cosa normale. Quindi, e per questo è importante oggi, la più grande sfida di oggi, ragazzi, è l'educazione. E l'educazione si trasmette con la testimonianza, con l'esempio. Con l'esempio, non con le parole, perché caucca possiamo parlare tutti, con la bocca possiamo parlare tutti. Ci svoltano quelli che non Ma sanno. per esempio, ora a me è capitato di vedere un video. Questa parte gentilmente Roberto del futuro tagliala. Io monto il video, quindi mi sto ricordando a me stesso. Ciao, io sono Roberto del futuro. A distanza quasi da un mese dall'episodio è servito quello che mi ha detto Roberto del passato, perché ora taglierò questa parte. Perché se la metto succedono cose brutte. Quindi la taglio. Hai capito come funziona il montaggio? Dai. Va bene. Va bene, va, tra parentesi. Riprendiamo questo break. Chi doveva fare la domanda? non lo so, c'era Io do Maria De Fabio. Filippi in questo Una momento. domanda così, un pochettino più confident, visto che abbiamo parlato di argomenti la mia è una abbastanza domanda velocissima, quindi pure in conclusione la possiamo mettere. seri. Ma parliamo un secondo di donne. Cioè, Sì. un prete, durante l'arco della sua vita, Sì. secondo me avrà qualche momento in cui magari desidera o almeno ha un'attrazione verso le donne. Perché la Chiesa Cattolica obbliga a rinunciare a questa attrazione? Ci sono tipo rami come i protestanti sì. che ad esempio permettono questa Sì, scelta. sì. Perché invece c'è questa... Allora, il Non solo questo, allora se dobbiamo estendere la cosa anche
la domanda sulle suore che non possono praticare la messa. Fare la Volevamo messa, fare? sì. Sì, fare la messa. Allora, Salina mia. Ma che cosa sogno io stasera? praticamente allora, il cattolicesimo si è sempre diciamo, configurato nella gerarchia, cioè con i ministri ordinati, i sacerdoti, i vescovi, eccetera, attraverso il celibato. E il celibato che cos'è? Praticamente la Chiesa chiede che chi abbraccia diciamo, la via della consacrazione deve rinunciare a vivere la vita con una persona, quindi deve rinunciare al matrimonio. Per quale motivo? Perché si possa dedicare alla causa di Dio con un cuore indiviso. Questa diciamo, è la terminologia scritta nelle regole della Chiesa, con un cuore indiviso. Che cosa significa? Che in realtà la missione di un prete è quella di dedicarsi anima e corpo alla missione, a quello che deve fare. Se per esempio uno ha una famiglia, Ha delle distrazioni. non solo di distrazione, ma la famiglia però ti richiede tempo, attenzione, coinvolgimento e cura, che in realtà per come si concepisce la missione del prete non potrebbe essere diciamo, conciliabile la cosa. E anche perché a livello diciamo, affettivo, di cuore, tu capisci che la preoccupazione diciamo, nei confronti, c'è l'attenzione, preoccupazione, quello che uno sente dentro nei confronti della moglie, dei figli, in qualche modo ti richiederebbe un donarti a loro in una maniera grande, che è giusto che sia così. E invece il prete, questa attenzione, questa affettività, la dona al Signore attraverso diciamo, gli altri. E quindi diciamo, l'affettività, la sessualità la si vive in una maniera diciamo fraterna. Poi il fatto dell'attrazione, è normale che se passa una femmina che è buona, allora anche io dico è una bella donna. Non è che io gli occhi mi hanno fatto tipo una specie di collage per tutte le femmine. È normale diciamo che tu puoi anche desiderare, oppure tu puoi avere l'istinto Ma quella è la natura quella è la umana. natura che è normale. Però quando tu fai delle scelte nella tua vita, che sono delle scelte di amore, che non è la scelta di un lavoro, ma è una scelta che è profonda nella tua vita, tu capisci che scegli qualche cosa che in qualche modo ti sazia in toto, cioè che ti fa anche rinunciare all'espressione della sessualità sotto quel punto di vista. Allora, l'espressione della sessualità non è solamente quella genitale, ma è anche quella affettiva. Io ti posso dire che ho tante persone, tanti ragazzi, ragazze, per esempio che così scherzando ho anche tanti figliocci che ho di battesimo e anche di cresima, ragazzi che ho conosciuto in questi anni, che ho incontrato nelle scuole, eccetera, che ho aiutato e che sono diventati miei figliocci, comunque che facciamo un percorso insieme, che spesso mi chiamano papà. Perché diciamo, ho espresso nei loro confronti una forma diciamo, di affettività e anche di benevolenza che per me sono Familiare. come dei figli. Cioè io per esempio ho un gruppo di persone, diciamo quelli più vicini a me, che io li sento come se fossero dei figli. Per questo vi dicevo prima che io sento dentro che cosa significa perdere un figlio, perché a me è capitata un'esperienza così forte, perché per me è come se io avessi perso un figlio. Quindi c'è un modo di esprimere anche l'affettività in questo modo, per cui non mi pongo mai il, diciamo, ci sono, allora, si potrebbe anche mettere, c'è un gruppo della Chiesa abbastanza numeroso che sta cercando di chiedere la possibilità di scegliere se sposarsi i preti.
e quindi diciamo lasciare liberi i preti se sposarsi o no. Però questo non dipende da è una scelta. Io personalmente, per come uno capisce la missione, sono d'accordo che la scelta significa che non bisogna sposarsi. No. Un attimo. Anna, chiudo io le luci, lascia, ci penso io, che già studiate tutti. No, bolletta Questa non la tagliamo. Arrivederci. Insomma, bolletta vaida. Quindi conosco c'è persone che avrebbero questo, però secondo me è una missione grande e che richiede una donazione totale di sé. Perché non è un lavoro, non è un mestiere, anche se purtroppo ci sono anche tanti miei colleghi che sono mestieranti. Come professore a scuola, per ripiego, quello che dicevo fanno prima. anche per ripiego o anche per altri motivi. Per cui le suore, allora, si è configurato il sacerdozio sempre per gli uomini, perché così fu all'origine della Chiesa, mentre le donne potevano fare le diacone, le diaconesse, che poi questa figura delle diaconesse non c'è stata più dopo il VI secolo. Le suore, come i consacrati, anche i monaci, i frati, hanno un ruolo diverso, che non è minore rispetto a quello che può fare il prete, che celebra la messa e confessa, diciamo, in più rispetto a quello che fanno, marginale, quello che fanno gli altri. Per cui nella Chiesa si possono avere anche delle responsabilità importanti, anche se uno non è prete. Però ecco, il sacerdozio è configurato a immagine di Cristo, sommo sacerdote. Su questo credo che ci sia anche, anche il fatto che il cristianesimo è nato in un tempo in cui anche c'era il maschilismo, era talmente forte, radicato, che poi questa cosa si è portata avanti, ma non è una questione non è secondario, perché ognuno ha un ruolo, una funzione, come a casa che c'è la funzione del padre o della madre. Uno può dire perché mamma non fa il ruolo del papà, ognuno ha un ruolo suo. La cosa fondamentale però qual è? Che ognuno deve fare bene quello che sceglie, perché è fondamentale che quello che si sceglie lo si sceglie liberamente e lo si sceglie con amore e lo si fa con amore. Questo Però è ciò se che fa c'è la una differenza. suora che vorrebbe fare il sacerdozio con amore, magari è veramente il suo vocazione. ruolo. No, ma ti spiego, per esempio in America Latina, come in Africa, in altri posti dove ci sono per esempio pochi preti, le suore fanno tutto, fanno come i parroci, hanno la responsabilità delle chiese, eccetera, però non sono ordinati perché non sono consacrati sacerdoti, quindi non possono celebrare la messa e non possono confessare, ma poi fanno le liturgie della parola, celebrano i matrimoni, i battesimi, i funerali, possono fare queste cose. Molto arretrata come situazione questa, però effettivamente in Grecia poi, ai tempi del politeismo, c'erano la pizia, le sacerdotesse. Le sacerdotesse, sì. Ce n'erano molte di donne, anzi forse di più. Sì. Però comunque sia, è una questione anche di funzione che si è poi portata avanti nel corso di 2 millenni. C'era L'ultima domanda. Allora, riavvolgendo un attimo il nastro, tornando indietro di quanto? 45 minuti fa. Sì. Lei ha parlato di autenticità, quindi metteva di lato un attimo il lato esteriore e guardava proprio alla fede come una cosa sentita dentro. Ma se le dessero la possibilità di fare una messa a San Pietro, piuttosto che farla, ora non voglio screditare la cattedrale, ma un conto è fare una messa a San Pietro, un conto farla qui o una qualsiasi chiesupola, lei accetterebbe o meno? Cioè, nel senso, ci piacesse gli piacerebbe di più fare una messa a San Pietro o è la stessa cosa per lei? Sarebbe la Guarda, ti faccio ridere. Quando io sono stato ordinato prete, stavo a Roma e studiavo lì. E il prete ogni giorno si deve celebrare la messa. Io ho celebrato per un anno la messa quasi sempre da solo a San Pietro,
ci sono tanti altari dentro la basilica di San Pietro, non so se siete stati Quale? nella basilica Sì, di San Io ci Pietro. voglio una volta a settimana. quindi. In tutti gli altari, a solo uno mi toccava. ok. O in ogni altare mi celebravo la messa alle 7:30 del mattino, io da solo, al massimo c'erano 2 persone quando venivano. Mi celebravo la messa da solo. Ed era una cosa molto, diciamo, triste. Oppure me la celebravo da solo in una cappellina dove stavo, dei gesuiti, in latino, o solo con Augeroi. Poi sono tornato qui e vado a celebrare le messe in cattedrale piuttosto che celebrare la messa in parrocchia oppure in giro con gli scout, in montagna, in giro. Non mi impressiona perché ho celebrato la messa anche accanto al Papa Giovanni Paolo II, ho concelebrato la messa con lui, con Papa Francesco anche, e poi ho celebrato con altre persone. Cioè, Quindi a prescindere dal luogo per lei è non mi sempre... interessa, non mi interessa. Ok, questo- La cosa bella, sapete qual è? La cosa bella non è il luogo fisico, perché se io mi devo celebrare la messa qua con 4 persone o con gente che va in chiesa per obbligo sociale, per passare su buzzone di tempo e caurire i banchi e non serve a niente, non mi interessa. È fondamentale che le persone che sono con te quando tu celebri la messa sono persone che si coinvolgono e che vengono in chiesa e ascoltano la messa perché sono persone che si mettono in discussione e che cercano il Signore in maniera sincera e non vanno in chiesa perché si scandano in occasione poi a Romini che non vanno a missa, non si possono fare la comunione o si scandano che quando muorono vanno all'inferno. Capisci? Cioè la chiesa è bella non per le mura, perché a Basilica di San Pietro per la bellezza della cattedrale. La chiesa è bella quando c'è una comunità di persone che credono e che insieme si aiutano a testimoniare la fede. Poi o siamo qua o siamo nella capanna in Africa, qui devo fare la scelta, preferisco l'Africa perché se La andate, comunità è più viva. se andate sulle mie pagine Facebook ci sono foto dell'Africa dove ho celebrato la messa nella lingua Swahili in Africa, sia in Kenya che nel Congo con 3-4 mila persone, tutte concentrate per la messa, gente che comunque che si affida al Signore, gente che prega, e poi abbiamo fatto anche messe diciamo di circostanza, cerimonie che non interessano a nessuno, per cui La mia era una domanda da prova del 9 per vedere se già mi aveva già convinto abbastanza, però questa cioè, risposta ti dico una perché cosa. San Pietro è quello che non dovrebbe essere la chiesa secondo il Vangelo. Cioè, vedere il baldacchino di Bernini, vedere la pietà di Michelangelo. Vabbè, ma queste sono cose del passato che dicono cose, meno male che ci sono, almeno sono belle e seguono per i Sono turisti, per bellissime, sono cose. ma io apprezzo come quello anche- delle chiese. Cioè, Come so anche che l'arte, le cose. io Poi il apprezzo resto, l'arte. la Chiesa deve oggi respirare nella vita e nel mondo e accogliere tutti. Come anche vi dico una cosa, voi avete sentito che c'è stato questo responsum sulle benedizioni che non si possono benedire le coppie omosessuali. le coppie L'ho omosessuali detto nella e anche assemblea. che non si possono benedire praticamente le persone conviventi, eccetera. Questa è una cosa che mi addolora molto perché la Chiesa, il Discriminatoria. Vangelo è stato sempre inclusivo. Cioè inclusivo significa che la Chiesa si è riconosciuto nella storia soprattutto tutti quelli che sono stati discriminati dagli altri, quindi la Chiesa non ha mai e non deve mai discriminare Soprattutto gli chi altri. prova amore, perché alla fine sono delle E persone che si quindi, amano. io dico, e quindi come ho detto io a degli amici miei gay, ho detto, e vabbè, questa cosa purtroppo le pecorine sono in tutte le famiglie. Capita che ci possono essere queste cose, queste visioni, ma siccome Dio è amore, quando uno ama è sempre benedetto da Dio. Ma è una cosa tristissima perché poi l'omosessuale solo si può cioè puoi andare a farsi benedire lui, no? Infatti Ma gli ho detto- l'unione, l'atto gli ho detto ad una coppia che venite una volta a fine Una indiana, volta, esatto. anche perché È quando c'è l'atto un Covid che- che a distanza vi benedico a cioè, fine è indiana. proprio non sono il loro essere il problema, no? Sì, è proprio l'atto, l'amore, quello che dovrebbe essere benedetto su a non poter essere. su questo cioè, purtroppo c'è una Discriminazione c'è una pura. forma, non è questione di discussione, è come ho fatto la bestemmia, Nicola. caro fratello Nicola. E questo è una questione tante volte anche di ignoranza.
Perché se si parte dal presupposto che l'omosessualità sia una malattia, e allora da lì si pensa in un determinato modo. Certo. Se si pone invece che è una cosa naturale, perché se Come una noi, bestemmia. se noi pensiamo che ci ha fatto Dio, allora Dio, come ha fatto a chi di casone eterosessuale, ha fatto a chi di omosessuale, ha fatto a tutti. Quindi allora se ci ha fatto Dio siamo tutti figli di Dio. Se non può essere allora che Dio alcuni ha fatto così e alcuni ha fatto così, o alcuni sono figli e altri sono figli di seconda mano. Quindi siamo tutti figli di Dio, siamo figli di Dio, e quindi in quanto figli di Dio siamo tutti amati da Dio. E su queste cose, sai, sono questioni legate alle circostanze. Purtroppo c'è quella parte, diciamo, salviniana anche Dentro la Chiesa. dentro la Chiesa, Chiesa che comunque cerca Non sempre esistono di giustificatori. spingere. No, Non vabbè, esiste come giustificazione in su ogni questo. cosa sono tutti dei piccoli mondi, quindi dentro la Chiesa ci sarà sì. la parte Purtroppo salviniana che in questo momento... ti dico dove sempre che reazionario che come- nelle religioni c'è sempre quella frangia di fondamentalisti Ecco. che sono sempre pericolosi su tutti, sempre su tutto. Ma E quindi un po' di fondamentalismo c'è di base, c'è già il fatto delle suore, già il fatto del battesimo. Dov'è il libero arbitrio quando ti battezzi? No, vabbè, ma Quello però Perché è- c'è il battesimo, quella però è una il questione battesimo genitoriale. è Quella è una scelta- tradizione. La scelta la fanno, allora una per il battesimo, tradizione, ma è aspetta, sempre la scelta la qualcosa fanno i che alle genitori, fondamenta. la Infatti scelta non è la fanno i colpa della genitori, non è Chiesa che la in fa quel vicino. Tu poi Sì, ti la puoi scelta- anche sì, levare sì. il battesimo. No, a me hanno detto più volte, Ma non è una cosa. sia persone della mia età che persone più grandi, i tuoi hanno sbagliato perché non ti hanno regalato la vita già con gli ideali di Gesù. Io gli ho detto no, invece hanno fatto bene perché mi hanno dato la possibilità di scegliere, non mi hanno vietato. Mia madre sempre mi dice più mio ti può fare Ma guerrino. allo stesso modo Anzi, pure io ho l'ho avuto la detto possibilità avanti, di no. scegliere, è proprio l'atto in sé, cioè pure io non è che in quel momento il bambino è cosciente, come ti hanno detto queste persone, non ti hanno indirizzato bene i tuoi genitori, non ti hanno dato la possibilità di vedere, cioè a quanto? A un anno, a 6 mesi? Ascolta, Mattia, quando tu sei nato bambino, Mm, tu avevi bisogno che ti dovevano cambiare il pannolone, mm, il pannolino, e te l'hanno cambiato. mm. Avevi fame e i tuoi ti hanno dato da mangiare, perché che cosa hanno fatto i tuoi? Hanno cercato di darti, secondo loro, quello che era fondamentale e importante per farti crescere bene. Fra queste cose ti hanno fatto battezzare perché loro, nel loro modo di pensare, di credere, hanno reputato che a te non devono fare mancare ciò che loro pensano che sia importante. Per cui il fatto che noi siamo battezzati da bambini è un atto di amore e di fede dei genitori. Così come si sono presi cura dell'anima, del corpo, si sono presi cura dell'anima perché ti hanno messo a modo loro, Mm. in grazia di Dio. Ma chi è che la legge veramente in modo così come me lo sta dicendo lei? Cioè per me è No, solamente allora, una secondo me tradizione. Allora, non ti viene spiego letto. Quello che subito- dice ti lei spiego regge subito. benissimo, Ti hanno cioè, è una battezzato, bella allora, cosa, però. i tuoi ti hanno battezzato perché è vero che siamo in un contesto cristiano e tutti si battezzano, però perché uno si è battezzato? Perché uno in questo modo, una volta che è battezzato, in qualche modo è benedetto dal Signore. Questo è una cosa, diciamo, elementare che vale per tutti, magari chi che non capiscono niente. Esattamente. Benedetto dal Signore. Per cui un genitore è il minimo che farebbe. Voi nemmeno voi sapete quando eravate bambini che per esempio Pissangurrao, i vostri genitori, senza che magari ve lo sapete voi, quando avete fatto qualche mese, o avete fatto un anno, 2 anni, hanno venuto qua quando c'era Pissangurrao per farvi vivere Sangurrao e per farvi benedire Sì, sì. da San Corrado. Perché l'hanno fatto i vostri genitori? L'hanno fatto perché è un gesto, diciamo, di amore, perché la fede e l'amore in queste cose vanno di pari passo. L'hanno fatto come gesto d'amore. Poi tu da grande puoi capire questi gesti di amore, puoi capire che cos'è la fede, ma per fare questo ci vuole un impegno, una scelta personale, perché è molto più facile non credere che credere, perché credere significa fare un mazzo, a Impegnarsi. capire, impegnarsi, perché la fede ci può essere se uno si impegna, ma se uno non si impegna non ci può essere fede. La fede chiede un impegno personale, un impegno che ti deve coinvolgere, e questo impegno dà anche senso alla propria vita.
Io le dico che anche per non avere fede c'è bisogno di impegno. Esatto, pure io lo Sì, stavo ma ce ne pensando. vuole più piccaredda però. No, 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 non è dico qua. Ce ne vuole un po' di meno, No, secondo me. assolutamente, perché vivere In un contesto dove è nell'incognito normale è anche credere. brutto e uno vive con tanti senza, come interrogativi. dire, una guida. Cioè, perché chi Sì. non crede è come se non avesse una pesante, guida è che pesante. Quindi è invece i pesante credenti da trovano in ambo i lati. Dio. Cioè non è pesante, ma Sì. richiede impegno da, Quindi da ambo i lati. È Richiede sbagliato impegno, secondo me però leggere bisogna il non vedere- credente come una persona superficiale che non si è impegnata No, abbastanza. no, 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 assolutamente, no, no, Maurizio. non intendo questo qua, non intendo questo. Intendo che ognuno deve comunque nella propria vita ricercare le ragioni delle proprie scelte, Bene. capisci? Ora che ne trovo questi qua voi diciamo siete ragazzi che pensate, intelligenti, che avete delle motivazioni vostre, che fate questa scelta anche di quello che fate, ma la maggior parte dei ragazzi della vostra Lo età fa per moda. lo fanno per moda, non sanno Per che cosa moda. significa e non ci interessa niente e non sanno manco la definizione di questo significato o cosa Ecco, significa sì. credente. Però è fondamentale che comunque che bisogna ricercare nella vita, ricercare Per e comunque forza. se vi posso dire una cosa, al di là di quello che si crede, è fondamentale sempre fare degli incontri importanti, avere degli esempi belli nella vita e circondarsi sempre di persone che possono aiutare a crescere. Sì. Questo è fondamentale. Assolutamente. Assolutamente. Segretario Guarino. Allora io direi di fare. Oh, ne è scomparito. No, L'ultima cosa, Segretario Guarino. venga. Sandro, vieni Prego. qua, Sandro. Attenzione ai fili, ai fili, ai fili, ai fili. No, ma via, passa, via, passa. gira, Però- Sandro. ai fili, ai fili, solo chi su. A destra, ecco. Ok, ci siamo. Tu devi Sandro. concludere il nostro episodio. Sandro, vieni qua, Sandro. Sì, vedi sì, come- sì, prego, prego. Sandro, siete di nuovo. Leva la mascherina, Ecco Sandro. il microfono. Dai, Davide, la ce l'hai un mascherina. radio in più per Sandro? No, vedi, lascia- Vabbè, dagli il lascia- microfono. Vabbè, gli dai il. Sandro, guarda la mascherina. Vi saluto già da qua. Vabbè, parliamo Levala, insieme. levala proprio. Perché sennò Qua non siamo esiste il Covid. È la casa di Dio. Vabbè, ma chi c'è? Già fa la domanda a Sandro, chi ci vuole dire? Magari. Allora, Sandro, io ti chiedo. Ascoltiamo anche un po'. Dai, dai, Scusami. dai. Dobbiamo fare la in, presentazione. in questa era senza etica, qual è il consiglio che dai ai giovani d'oggi? Questa non la capisco. Allora Sandro, tu ci dici in quest'epoca senza etica, sì, ciù terra terra, è come i parrini quando non si fanno capire praticamente. Allora Sandro, oggi i ragazzi non capiscono niente, non hanno valori e non distinguono il bene dal male. Tu che consigli ci doni ai carusi di oggi per fare il bene? Che cosa ci vorresti tu consigliare? Avvicinarti molto di più a Gesù, essere lontano dalla cattiveria e perdonare chi ti fa del male. Grazie. questa Grazie. Vedi che è una saggezza che ha detto a Sandro, No, ah? assolutamente. ci sta. Soprattutto perdonare chi fa il male. E mai mettere odio. Anche magari che quello che hai fatto a uno dei più piccoli l'hai fatto a lui. E ci devi credere. In questo momento che siamo molto tristi. Che sei bediccio? Te posso dire? Peccato. Lo facciamo fare a lui. Io vi saluto, un abbraccio di cuore e vi auguro una dolce e continua Pasqua. E convertitevi e credete al Vangelo. Grazie. Un saluto dal salotto siciliano. Un saluto al salotto siciliano. Salotto siciliano è il. Proprio Sandro, io salotto sono- siciliano. E un saluto anche al salotto siciliano. Perfetto. Ok, ci siamo. Sei So quanto ci blasfemo, piace fra. sta cosa. Finiamo dove si È un po' conclude. blasfemo Roberto a questo punto, o no? Posso? Posso? Ma mi sa che Giuseppe? nessuno ti sta inquadrando, fra. Oh, Questa è morta. Sono tutte morte praticamente. Immagini, è da mezz'ora che non stiamo registrando. No, Berti. ragazzi. Vai. No, 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 le persone che sono state di fronte alla videocamera debbono stare perché poi passa a quella grande. Ah, Ok. Vi dovete sedere tutti, penso. Ci sediamo. sì. Ragazzi, è stato un piacere. Aspetta.
Calonga cos'è? Forza Roberto che Taddo... Ma vero questo uomo Ma qualcuno che mi faccia una foto non c'è, vero? su YouTube? Avete la pagina... Ragazzi, è stato un piacere avervi E come con si chiama? noi Salotto fino a fine episodio con questa special guest inaspettata. Quando lo farete? Ci siamo. Abbiamo detto cose bellissime, quindi io vi auguro un buon proseguimento di giornata da me e da tutto il resto della ciurma qua giù.